Questo programma è realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana, Teams Volley Catania, Scuola di pallavolo Rumi a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900. Buongiorno, benvenuti a tutti alla seconda puntata di Dipende tutto dall'alzata, questa seconda puntata di questa lunga serie che ci accompagnerà fino a maggio-giugno, ancora non lo sappiamo, seguendo tutti i campionati a partire dalla Saturnia della Superlega a tutti gli altri campionati. Non mi ripeto perché ormai dovreste averlo imparato. Con me in studio al solito c'è la mia opinionista d'eccellenza, che è mia sorella. La tua opinionista preferita d'eccellenza, unica e sola, che ti accompagna da 60 anni, mia sorella, che ha come ospite Aurora Vescovo. Finalmente una ragazza, una bella ragazza, un atleta, una pallavolista. Abbiamo avuto tutta gente della nostra età, dirigenti, basta, finalmente una ventata di gioventù e di forza. Aurora gioca con la Catania Volley. Che ci dici? Oggi pomeriggio partita importante. Sì, oggi pomeriggio abbiamo una partita importante, giochiamo alle 16 contro Terrasini, una squadra abbastanza importante, con nomi importanti, quindi comunque siamo pronti a dare il meglio. Battaglia. Sì. Approfondiremo la partita di oggi e anche tutto il cammino fin qui del Catania Volley. E passiamo subito, se mia sorella me lo consente. Te lo consento? Vabbè, per oggi te lo consento. Parliamo appunto del grosso esploit, del grandissimo risultato della Saturnia Farmitalia, che nel suo secondo incontro, il primo casalingo, domenica scorsa, ha vinto una partita importantissima contro, diciamo, una pari grado, nel senso che Cisterna Latina è una squadra che al pari della squadra di Catanese vuole raggiungere la salvezza. Questa partita è stata molto molto bella, noi siamo andati a vederla, io e Donatella, con grande piacere. Abbiamo visto anche il Palacatania, bello, non era pienissimo fino all'ultimo ordine di posti, però grandissima la risposta anche del pubblico. Donata, che ne pensi di questa partita? È stata una partita, ovviamente, come hai detto tu, importantissima, come una diretta concorrente per la salvezza. Diciamo che il campionato probabilmente è spaccato in tre. Ci sono le prime 4 squadre: Piacenza, Perugia, Macerata, Civitanova, a me è rimasto il vecchio Macerata e Trentino, poi le squadre di mezzo e poi le 4, insomma, che lotteranno per l'unico posto, per evitare l'unico posto che scende, quindi era importantissimo. Probabilmente all'inizio un po' la Saturnia ha pagato un po' lo scotto dell'emozione, perché quando si sono sciolti la partita è stata molto bella, il pubblico ha seguito, veramente divertente. Poi è stata, specialmente i primi 3 set, una partita di quelle punto a punto, cioè non c'è stata mai una squadra che è riuscita a prendere il largo, quindi è stata combattuta e devo dire, ho notato che i ragazzi della Saturnia Farmitalia non hanno mollato assolutamente mai.
Ottima secondo me la regia di Santi Orduna. Infatti ha preso 6 punti al trofeo Il Gazzetta. è stato considerato il miglior giocatore della partita, ma anche Buchegger, che ha fatto un sacco di punti. Adesso non so se L'opposto, erano 26 punti da un opposto, una partita di 4-7, comunque una partita importante. L'ultimo set finalmente diciamo che Cisterna ha ceduto le armi nonostante la regia diciamo a tratti faticosa, però comunque ottima del palleggiatore di Cisterna, che è catanesissimo, della stirpe dei Saitta. la stirpe dei Saitta, che nonostante appunto la sua ottima direzione non è riuscito comunque a portare a casa il risultato. È incoraggiante questa prima partita. Io penso che anche la dirigenza e tutta la società temesse fortemente un risultato negativo, invece la sorpresa è stata grandissima e bellissima per tutti quanti. Io devo dire veramente mi sono divertita tantissimo e spero che questo possa continuare. Voglio parlare con Aurora. Vuoi parlare con Aurora? Voglio parlare con Aurora perché mi sembra, sono sicura che sia una ragazza in gamba, è una ragazza che ha 23 anni, Sì. che è già laureata Sì, ingegneria chimica e biochimica a Palermo. e ora stai facendo... una Sì, laurea così da poco. Sì, una laurea faticosa, Appunto. sacrificata, però belle soddisfazioni, insomma. Proprio a ottobre, lo scorso mese, mi sono laureata. Complimenti. complimenti. Grazie. Ora a Catania stai facendo? Sto facendo una magistrale in ingegneria ambientale ed energia all'Università di Catania e in concomitanza appunto gioco con l'Energy System Catania. Comunque un bell'impegno, perché mi dicevi che c'è la frequenza obbligatoria, fate 2-3 Sì. allenamenti al giorno, perché spesso si dice lo sport, chi fa sport non può studiare. Non è così, volere e tu potere. sei una testimonianza di Sì, questo. Sì, volere e Perché potere. giochi ad alto livello, una squadra di B1 che vuole sicuramente... Sì, poi comunque la società è contenta del fatto che comunque mi sono laureata, sono fieri, non è... Sei un fiore all'occhiello, sì, sei esatto, un non esempio. è, Hai sì. dei tuoi compagni di squadra, ci sono altre ragazze che studiano? Sì, molte ragazze studiano in università e facoltà diverse, però insomma ci capiamo un po' tutte. C'è chi magari non ha l'obbligo di frequenza come me, però insomma siamo solidali. Benissimo. Tornando alla Superlega, semplicemente così, solo per ricordarlo e per riassumerlo, facciamo un cenno sui risultati anche delle altre squadre. Allianz Milano continua a perde in casa però col Piacenza, che ovviamente è uno squadrone e quindi diciamo che il risultato più o meno ci sta. Trentino ancora non riesce a vincere 3-0, cioè stenta sempre, infatti anche a Taranto In casa ha stentato contro il Taranto, ha vinto solo il quinto set 3-2. Questo è confortante perché vuol dire che anche le grandi comunque uno scivolone lo possono sempre fare, no? E quindi Il questo discorso sempre è nell'ottica che secondo me Trentino, l'abbiamo visto anche in Supercoppa, sta pagando ovviamente il cambio dell'allenatore, perché dopo aver avuto Lorenzetti che insomma non niente togliere a Fabio Soli, e io sono convinta che anche gli atleti siano troppo spremuti, abbiamo visto, fanno veramente fatica Micheletto, Lavia e Sbertoli. Sì, poi abbiamo il risultato di Modena che vince anche dopo aver perso i primi 2 set, riesce a vincere col Verona, e poi cosa che mi manca è fuori casa Civitanova, diciamo partita facile contro il Padova 3-0, e quindi questo diciamo che più o meno è il quadro. Come classifica abbiamo praticamente a 6 punti la Piacenza e Perugia, che sono già staccate in avanti, poi seguono Trentino, non so, è inutile, siamo qui, ormai la classifica diciamo Sì. è una cosa un po' vecchia. Adesso parleremo invece delle partite sia di oggi della B1 sia della partita di domenica della Farm Italia Saturnia. Ci fermiamo un attimo come pallavolo perché passiamo adesso alla nostra fotointervista, che abbiamo un ospite veramente eccezionale. Io sono molto contenta di essere riuscita a trascinarla qui e quindi non ve lo dico, vi farò una sorpresa. Via lo stacchetto della fotointervista.
E come vi ho anticipato, per la nostra foto intervista di oggi abbiamo veramente ospite un monumento, un'icona dello sport italiano, se non mondiale. Ed è con noi Sara Simeoni. Ciao Sara, benvenuta. Buongiorno a tutti. Ti abbiamo disturbato stamattina, so che dovevi fare qualcos'altro, facciamo una cosa veloce in modo da non da lasciarti libera. Noi facciamo questa foto intervista, quindi ti facciamo vedere alcune foto e sulla suggestione che queste foto ti portano ci racconti un attimo. Io partirei subito con le prime due che ti riguardano ovviamente i tuoi inizi, qui ancora per un salto frontale, perché tu ovviamente hai iniziato A Forbice. a Forbice, addirittura a Forbice. Sì. Quando hai iniziato e come sei arrivata al salto in alto? Ma allora ho cominciato casualmente con la scuola e sicuramente non è che avessi nei sogni di fare chissà che cosa nello sport, tantomeno di vincere un'Olimpiade e un record del mondo. Andavo per il piacere di andare a ritrovarmi con compagni di scuola e conoscere altri coetanei. Il piacere di trovarti con gli altri, ma anche il piacere di gareggiare, che penso ti abbia accompagnato per tutta la tua lunghissima carriera. Hai iniziato quindi con la scuola, con i primi risultati. Io so che nel 1970 hai fatto il primo record italiano saltando 1,71 m. Dopodiché dopo tanti record uno dopo l'altro, poi sei arrivato al record mondiale dei 2,01 del 78 a Praga, se non sbaglio. Ti volevo chiedere, tu a un certo punto ti sei trovata di fronte alla scelta del tuo allenatore, nel senso che hai detto o mi alleni tu o io smetto, ed era Erminio Azzaro, che è attualmente tuo marito e con il quale hai vissuto tutta la tua carriera sportiva. Si vede nell'intervista, appunto, penso che quello sia proprio uno dei primi momenti in cui vi siete conosciuti. Come mai questa tua determinazione di avere Erminio al tuo fianco come allenatore, non solo come compagno di vita? Ma allora ci siamo conosciuti in pedana perché era saltatore anche lui, quindi questo è il motivo. Poi lui si era fatto male a un ginocchio e pensava di smettere, e poiché c'erano quelle gelosie da parte degli allenatori che dicevano, quando ti vedevano ronzare qualche ragazza intorno, cercavano in tutti i modi di allontanarlo. Allora, visti i tempi, cioè dove non si pensava assolutamente di investire nello sport, gli avevo detto, vabbè, se mi alleni tu io continuo, se no fa lo stesso. E quindi l'ho messo anche davanti a una decisione importante, perché lui ancora saltava, voglio dire, non era tecnico, era ancora atleta quando ha deciso. No, aveva 23 anni, era un ragazzino, e saltava comunque con lo stile ventrale, quello che avrei dovuto imparare anch'io. Però nel 68 è venuto fuori questo Dick Fosbury, e quindi abbiamo voluto un attimino provare questo stile in mezzo a mille difficoltà, perché in quegli anni non c'erano attrezzature idonee, adatte, insomma, per cadere con la schiena sui sacconi, ecco. Sì, io ho letto da qualche parte che appunto inizialmente c'era la sabbia e c'era l'asticella che non era rotonda, cioè non era diciamo era un prisma, era triangolare, per cui cadendo sopra l'asticella tanti lividi e tanti dolori. Sì, infatti non era semplicissimo. Diciamo che poi hanno cominciato a fare i materassoni, chiaramente, però non erano così morbidi come quelli di oggi, e quindi sono stati degli inizi un pochino complicati, però insomma ce l'abbiamo fatta. Senti una cosa, tu mi dicevi che stavi iniziando a saltare con il ventrale, poi è spuntato ovviamente Fosbury, che ha rivoluzionato totalmente tutto diciamo l'ambiente del salto in alto.
però non avevate basi tecniche, cioè siete andati proprio così a indovinare o siete riusciti ad avere delle direttive, insomma delle indicazioni da parte degli americani? No, allora non è che ci fosse una metodologia d'allenamento scritta, capito? Però chiaramente l'allenamento, c'erano delle basi che erano quelle importanti per tutti, e che questo Fosbury, che si indirizzava più a una velocità di rincorsa, ci ha costretto a ricercare delle esercitazioni che ti permettessero di sfruttare al meglio questa corsa semicircolare e di avere uno stacco un attimino più rapido. Certo, sì, in questo si andava un po' per tentativi, quindi c'era anche una partecipazione diversa nell'allenamento per capire quale poteva essere l'esercizio migliore. Certo, ecco. certo. Io ho trovato la foto, sia la foto del tuo record del mondo del 78, che dovrebbe essere questa, il 2:01, e poi ho trovato anche la foto della vittoria della medaglia d'oro a Mosca nell'80. Tu hai la preferenza, diciamo, sulla medaglia d'oro delle Olimpiadi, se non sbaglio, ci spieghi perché? Ma la preferenza, diciamo che la mia gara più bella è stata quella degli europei del 78, dove ho rifatto il record del mondo, c'erano tutte le atlete più forti e ho battuto la Ackermann, che era quella che aveva il record del mondo prima di me, quindi a livello tecnico è stata la gara perfetta. Però nella mia mente le Olimpiadi hanno sempre rappresentato un qualcosa di particolare, quindi se non fossi riuscita a mettermi al collo la medaglia d'oro delle Olimpiadi mi sarebbe mancato qualcosa. Certo, immagino. Tu ne hai fatte 4 Olimpiadi, se non sbaglio. Sì, 4. 4. Quindi so che il tuo record del 2:01 poi è durato per 36 anni, se non sbaglio, il record italiano, no? Quando Sì. la Antonietta Di Martino nel 2007 ti ha diciamo sorpassato, che cosa hai provato nel perdere a quel punto il titolo, insomma il record? Ma sono sincera, non ho provato niente, non ho provato dispiacere, perché i record sono fatti per essere battuti. Io ho avuto l'opportunità di fare dei risultati, cioè siamo di epoche diverse, Sì. non possiamo metterci lì a... No, ma il fatto comunque a dire che più sia brava durato... io, sono più brava tu. Io quello che ho fatto nel mio momento ho cercato di raggiungere il meglio, ecco, e questi 2:1 mi sono resa conto dopo anni di che cosa significavano, perché ancora oggi fare 2 metri vai sul podio. Infatti tu sei stata la prima donna al mondo a superare i 2 metri. Sì, ecco, questo non me lo porta via nessuno. Questo non te lo può portare via nessuno, senz'altro. Io sempre spulciando così su internet ho trovato una foto tua insieme a Pietro Mennea, entrambi avete la medaglia d'oro al collo. Un pensiero, un ricordo di Mennea. Beh, quella foto era di Mosca, chiaramente. Sì. E che dire, era un atleta, ci siamo trovati e abbiamo vissuto al centro di preparazione olimpica di Formia per 10 anni insieme, quindi abbiamo condiviso le stesse, abbiamo sudato insieme per raggiungere i risultati. Immagino, sì, sì. Sì, sicuramente. Certo, lui era uno staccanovista, ecco, io ci mettevo tutto l'impegno possibile, però ecco, io a tutti i costi non ho fatto sport a tutti i costi, ecco, l'ho fatto finché mi è piaciuto, mi sono impegnata tanto, però sì, per raggiungere un risultato l'ho fatto con le mie forze, ecco, quello che potevo fare. Certo, certo.
Sei stata tu portabandiera alle Olimpiadi di Los Angeles. E poi c'ho un vezzo mio, io ho una foto, ho avuto la fortuna di incontrarti alle Universiadi di Sofia del 77, anche lì eri portabandiera e io mi permetto di mettere su in video anche la foto dove siamo, io sono proprio accanto a te con grande orgoglio, e poi ci sono altre mie due compagne della nazionale di pallavolo di allora che sono Paola Frittelli e Mariella Dallari. Per me fu un momento particolarissimo, io avevo 20 anni, era il massimo della mia aspirazione sportiva. Sicuramente per te le Universiadi saranno state un passaggio. No, è vero, in quegli anni per noi erano tutte importanti, e anche le Universiadi, a parte che le Universiadi erano delle gare dove ti trovavi comunque delle avversarie forti, certo, perché sì. Era così, ma anche i Giochi del Mediterraneo c'era comunque un piacere per far parte della squadra che andava a queste competizioni, forse perché rispetto a oggi non avevamo così tante opportunità per incontrare gli avversari, e per noi era tutto bello, ecco. Certo. Invece andiamo adesso avanti proprio facciamo un salto temporale grandissimo. Mi è arrivata questa foto dove tu accarezzi questo asinello. Ma dove sei? Sei a casa tua? Sei in una fattoria? Dove ti trovi in questo momento lì? No, è la mia asina, sì. Ah sì? Quindi hai altri animali oltre all'asinello? Sì? Allora, avevo un cavallino sardo che mi era stato regalato, meraviglioso, e purtroppo quando è morto ho detto non potevo sostituirlo con un altro, era uno dei cavallini della Giara. Allora ho preso l'asina, che sicuramente lei vorrebbe le coccole, sarebbe come un animale da compagnia, però è un po' più complicato. Sul divano accanto è un po' scomoda. Sì, ho 2 gatti adesso, e prima avevo anche delle caprette, una pecora che facevano compagnia, adesso non riesco a star dietro tutto. Tu attualmente cosa fai? A parte che ho visto che hai scritto un libro, hai vinto il premio Bancarella dello sport, adesso poi ne parliamo, ma la tua attività, la tua giornata, come la trascorri in questo momento? Che impegni hai? Io sto girando come una matta, quasi quasi sto girando di più di quando gareggiavo per promuovere questo libro, perché inizialmente non ho potuto andare dappertutto, ero un po' legata a certe trasmissioni, siccome era stato pubblicato da Rai Libri, ero un po' legata a questo. Poi con l'anno nuovo si sono scatenati tutti a chiamarmi da una parte e l'altra, sto vincendo premi. E quindi vuol dire che è un bel libro. E ho vinto il premio Geremia, cioè una cosa inaspettata, quindi insomma belle soddisfazioni adesso comunque. Sì, anche perché non mi aspettavo tutto questo, capito? È stato fatto un po', forse più per un piacere personale, e invece è venuta fuori una cosa che mi riempie proprio di gioia. Bello, bellissimo, bellissimo. Senti, ti faccio vedere un'ultima foto, che è una foto molto molto particolare, che riguarda la tua partecipazione al Circolo degli Anelli, no? Al Circolo degli Anelli, dove tu ti sei rivelata un personaggio televisivo veramente spettacolare, molto simpatico. Come mai come è successa questa cosa? Solo per chiudere. Come ti sei... È successa anche questa casualmente, mi è stato chiesto se volevo andare a commentare le Olimpiadi. Io pensavo che mi chiamassero per la gara del salto in alto, naturalmente, che poi finisse lì. Invece mi hanno detto no, dal primo all'ultimo giorno. Dico, ma che faccio? Dico, non l'ho mai fatto, sono 40 anni che sono lontana dalle TV. E mio figlio, mio marito mi fa: senti, vai, se poi non ti piace torni a casa. E invece è diventata una cosa
Invece ti devo fare i complimenti perché sei stata simpaticissima ed è stato molto bello ritrovarti in questa nuova veste. Sara, io ti ringrazio veramente tantissimo per essere stata con noi. Magari più avanti ti richiamo per approfondire ancora meglio il discorso del libro, che mi interessa molto. Chissà, magari verrò anche in Sicilia a presentare il mio libro, allora ti chiamo. Assolutamente, aspetto la tua chiamata. Il titolo non l'abbiamo detto, se lo vuoi ricordare tu? Una vita in alto. Una vita in alto, non poteva essere altrimenti. Marco Franzelli. Grazie mille Sara, grazie mille davvero e ci sentiamo presto. Aspetto la tua chiamata allora, grazie. Ciao. Ciao. Dopo questo tuffo nell'atletica mondiale, nei ricordi di Sara Simeoni, ritorniamo alla nostra amatissima pallavolo. Un cenno dobbiamo farlo alla Supercoppa che si è disputata questa settimana, martedì e mercoledì. Supercoppa che ha visto le 4 squadre, quelle diciamo le più forti teoricamente del campionato, che sono Perugia, Trentino, Civitanova e Piacenza. Diciamo senza storia la semifinale fra Civitanova e Piacenza, che Civitanova 3-0 bello liscio se n'è andata in finale, mentre Perugia ha lasciato un set al Trentino, ma si è comunque qualificata per la finalissima, quindi fra Perugia e Civitanova. Bella partita anche perché Civitanova vinceva 2-0, nella pallavolo capita spesso il 2-0 e poi il terribile terzo set. C'era stata una splendida prestazione secondo me di Zaitsev, spostato in posto 4, che secondo me ha dato ottimi risultati. Il problema è che ovviamente dall'altra parte c'era una Perugia che non poteva perdere. Lorenzetti sicuramente non ci stava a perdere il primo appuntamento importante della stagione, quindi è riuscito, anche se Leon non sta bene, Poltischi è poi uscito, era infortunato, insomma anche loro ovviamente col cambio di allenatore hanno un po' stentato, diciamo che poi si sono ripresi anche al solito col superlativo Giannini e sono andati a vincere 3-2. Sì, anche questa è una partita molto bella. Partite che perdevano 3-0, 2-0, invece poi la rimonta bellissima è stato il quarto set con un 34-32 infinito. Noi tifavamo Io tifavo per il quinto set, per il tie break, poi un po' avevo il cuore da Zaitsev e un po' con Lorenzetti, poi alla fine veramente vinca il migliore, no? Esattamente. Comunque una bellissima finale. Quindi detto questo, che io non lo voglio dire ogni tanto, ma comunque secondo me, come ha detto mi pare Lorenzetti o Anastasi intervistato, è una Supercoppa che arriva troppo presto. Troppo presto. È un torneo, è un trofeo importante, però in questa collocazione temporale, diciamo, ma anche perché 3 squadre su 4 hanno cambiato allenatore, quindi capire i meccanismi, insomma è difficile, un nuovo allenatore, una nuova squadra. Sorvoliamo sul solito problema che sono molto spremuti, che giocano, questo sì, però secondo me il problema maggiore è stato quello. E invece un piccolo appunto lo vorrei fare io. Mi disturba un po' il fatto che gli stranieri siano straripanti, nel senso proprio come numero, troppi stranieri, ci sono momenti in cui in campo c'è solo un italiano con 5 stranieri e diciamo è fastidioso che durante i time out in un campionato italiano con squadre italiane eccetera eccetera si debba parlare in inglese per cercare di questo capita un po' di più sul femminile, il maschile parlano. È successo quindi chiuso l'argomento Supercoppa, adesso andiamo sull'altra nostra rubrica, quella che ci piace molto, che è Coriandoli. Visto che abbiamo avuto ospite per la fotointervista Sara Simeoni, perché non dedicare i coriandoli al mondo del salto in alto? Lo faccio soprattutto perché penso che moltissimi, specialmente i più giovani, che vedono le gare di salto in alto attuali, probabilmente non sanno che nel secolo scorso all'inizio non si saltava assolutamente così. Ci fu una persona, un atleta che rivoluzionò appunto il mondo del salto in alto. Vi faccio vedere infatti per questo motivo alcune foto molto datate che ci danno un'idea
della diversità del modo di saltare che c'era all'inizio del secolo scorso. La prima foto che vi faccio vedere è di George Orin, adesso io non tento di sapere qual è la corretta pronuncia. Comunque un atleta americano che fu il primo uomo a superare i 2 metri nel 1912 e lo vedete che lo stile è non si capisce bene se salta di lato, di fianco, non si sa come, però tanto saltava talmente tanto che fu il primo uomo appunto a superare i 2 metri. La seconda foto che vi faccio vedere è appunto un salto assurdo, quasi frontale, è di questo certo Alman Richards, che era un emerito sconosciuto, vinse a sorpresa i trials prima delle Olimpiadi di Stoccolma, per le quali era favorito proprio Giorgio Ryan, che abbiamo visto prima, e a sorpresa di tutti, nessuno lo considerava, con un salto di 1,93 vinse la medaglia d'oro. Anche il campo femminile lo stile era ancora lontano da quello che abbiamo attualmente, cioè una sorta di sforbiciata, e qui abbiamo l'atleta canadese Ethel Catherwood che vinse ad Amsterdam nel 1928, vinse la medaglia d'oro grazie a un salto di 1,59 m, che adesso ovviamente ci sembra una misura assolutamente, insomma, non dico ridicola, però chiaramente per i tempi attuali era sicuramente molto molto bassa. La foto successiva è di quello che verrà chiamato l'uomo volante, è Valery Brumel, sovietico, un atleta straordinario che faceva anche le gare di salto in lungo, i 100 metri piani, e nel luglio del 63 stabilisce il nuovo record mondiale con 2,28 metri. Poi ebbe un incidente, una storia, una vita molto molto particolare, probabilmente dedicheremo un coriandolo tutto a lui in seguito, perché veramente è una storia molto molto interessante. Sempre di Brumel, però vi faccio vedere una foto incredibile in allenamento in palestra. Vedete l'elevazione pazzesca di questo atleta, tanto che con una mossa quasi da karate, sollevando la gamba destra, riesce a toccare l'anello del canestro del canestro, appunto, di un campo di pallacanestro che è alto, come ben sapete, 3,05 m. Considerate che questa foto appunto è degli anni 50-60, insomma una cosa veramente impressionante. Le ultime 2 foto riguardano invece Vladimir Yashchenko, che era un giovane atleta sovietico con 2 gambe lunghissime, e fu l'ultimo primatista del mondo che saltava con questo metodo che è il ventrale, e fece il primato del mondo 2,34 m il 16 giugno del 1978. Considerate che già in quel momento era in atto la rivoluzione del grande saltatore in alto Dick Fosbury, che per primo nel 1968, lo vedremo adesso in questo filmato, presentò questo nuovo modo di saltare. Lui lo studiava già da qualche anno, però fece l'esploit proprio alle Olimpiadi di Messico 68. Qui lo vediamo nel penultimo salto, salta 2,22 m ed è ancora in testa alla gara, insieme a Ed Karetur, che adesso vedremo saltare, che come lui riesce a saltare però in modo con la tecnica ventrale. Anche lui, vedrete che adesso si prepara al salto e riuscirà a saltare 2,22 m. La cosa strana appunto è che tutte e 2 riescono a saltare nonostante saltino in modo completamente diverso. Alla fine questo è l'ultimo salto, invece la concentrazione di Fosbury, salta 2,24 m e vince la medaglia delle Olimpiadi del 68, ma non solo vince la medaglia, passerà alla storia per aver rivoluzionato e trasformato totalmente il modo di saltare, perché dopo di lui praticamente tutti cominciarono a saltare, e attualmente non c'è nessuno ormai che salta col ventrale, perché i risultati sono assolutamente inferiori. Questo grazie a una sorta di regola fisica che parla di baricentro, magari lo approfondiremo successivamente. Spero che vi sia piaciuto. Da Coriandoli è tutto.
coriandoli sono finiti. A me piace moltissimo questa cosa, spero che piaccia a voi quanto piace a me questa piccola rubrica che ci fa allontanare un attimo, se volete, dalla pallavolo, però sempre nell'ambito sportivo siamo, ed era ovviamente in tema con l'ospite che abbiamo avuto prima con Sara Simeoni. Adesso parliamo un attimo, presentiamo adesso il turno successivo della B1. Sì, la B1 che è arrivata alla quinta giornata, ma in Sì. effetti voi siete alla quarta partita perché c'è una squadra Che si è ritirata, esatto, il Francavilla. Sì, Quindi voi comunque siete con tutte vittorie. Sì, 2 vittorie 3-0, le prime 2 di campionato contro San Salvatore Teresino e Castellana Grotte, e la scorsa partita, lo scorso sabato con il Marsala Volley c'è stato un 3-2 pesante, insomma impegnativo, un Mi hai campo detto difficile. che a Marsala il campo è un po' proprio come location. È difficile perché è grande e quindi ovviamente noi, non essendo abituati, avendo un palazzetto molto diverso, l'approccio è sempre comunque complicato. La squadra è importante, quindi è stato molto faticoso. Una bella vittoria, una bella partita, infatti ci siamo divertite. Mi dicevi ovviamente che insomma si sta delineando che siete la squadra da battere, quindi con voi giocano. Sì, diciamo hanno tutte un po' il sangue agli occhi, ovviamente la tipica frase che uno dice prima di una partita del genere è: giochiamo al 1000 per 1000, tanto non abbiamo nulla da perdere. Si gioca meglio. Sì, tutte le squadre insomma vengono da noi agguerrite, ma noi dobbiamo cercare di insomma Voi siete- esserlo di più. L'obiettivo della società non è nascosto, credo. No, per nulla, abbiamo un obiettivo abbastanza grande, ovvero arrivare insomma in Non lo alto, facciamo, in per alto. arrivare. Siamo un po' scaramanti. Ma mi hai detto che fate 2 allenamenti al giorno e anche qualche volta anche 3 sedute. Sì, 3 sedute come il giovedì, insomma, ci sono diversi allenamenti tecnici individuali, ci lavoriamo, insomma. 3 sedute anche dopo l'orario di cena. Noi lo facevamo tempo fa, ma mi sembra che No. Si fanno Come 2 fate? di mattina. 2 di mattina e 1 il pomeriggio presto. Ho capito. Questo capita insomma 2 volte a settimana, non di più. Poi il resto insomma sono E allenamenti. quindi diciamo al solito per la vita normale cosa ti rimane? Perché da una parte studi, dall'altra... È un po' di vita sociale. Un po' di vita sociale Sì, esiste. sì, esiste anche la vita sociale. Il sabato dopo la partita si riunisce o con le compagne o comunque fuori il campo con altri amici, col fidanzato, con la famiglia, insomma. Ma no. sei di Palermo, hai detto? Io sono di Palermo, originaria di Palermo. Sei stata in giro tanto? Sì, in Sicilia ho vissuto ad Augusta per molti anni, dove ho fatto le giovanili. Sono stata un anno a Catania, appunto con la Condor Volley, la vecchia Condor Volley, sì. Nel 2017. Nel 2017 dove ho esordito in B2 e poi sono tornata a Palermo per motivi appunto lavorativi e di famiglia, e là ho giocato in B2 e l'anno scorso appunto in B1 col Terrasini, che dovrò... La squadra di oggi. Sì, la squadra di oggi. Del famoso Enzo D'accardi. Sì, è stato il mio allenatore con cui comunque ho vissuto la salvezza, ho lottato per la salvezza l'anno scorso, lo Hai scorso detto campionato. la parola magica, fidanzato. È un fidanzato che è uno sportivo? Sì, gioca a calcio, sì. Quindi ti capisce. Sì, molto. È importante questo. Invece noi come Esatto. B1 abbiamo anche la team volley ovviamente della professoressa Baldi, che fa diciamo un percorso un po' diverso dal vostro. Loro ovviamente si devono salvare e in questo momento diciamo che le cose non stanno andando benissimo. C'è stato anche il cambio alla conduzione tecnica voluto dalla professoressa Baldi, che poi avremo e ci spiegherà un po' meglio in effetti qual è la sua idea per quest'anno. Domani la team volley gioca. No, gli occhiali, vabbè, non ve lo dico. No, dove gioca? bisogna dirlo, scusa. Vabbè, ma ce l'ho io il tuo appunto. Certo. Allora mi metto gli occhiali Vedi cosa va a fare a tattici. fregare gli appunti E allora. al conduttore. Dove esordio positivo, sabato, non me le idee. Sono in trasferta a Teramo. Mamma, lunga trasferta, e quindi insomma facciamo un in bocca al lupo anche alla squadra di... Della Prof Baldi, Della col Prof nuovo Baldi. allenatore Santino Sciacca. Sì. Lo conosci tu perché è della zona Sì, di Siracusa. comunque i nomi in Sicilia girano tutti. insomma, speriamo che riescano a sbloccarsi un Sì, attimino, anche perché hanno loro. avuto dei Quando è il risultati. derby? Non si può con loro. Non Mi pare che a ricordo metà, precisamente, sì. sì, verso novembre, sì.
Allora, adesso invece anticipiamo la Superlega, guardiamo un attimo cosa succede in questo fine settimana. Oggi c'è un anticipo, c'è Cisterna, Allianz e Milano, sono tutte e due squadre che... Speriamo che vinca Milano, cioè noi dobbiamo focalizzarci. Il punteggio sono tutte e due hanno un solo punto, cioè hanno vinto solo il set, 2-7, quindi è quasi già una sorta di mini spareggio, perché appunto sono le squadre. Vabbè, però Milano in questo momento è senza il palleggiatore titolare, Sì, quindi... abbiamo il problema, Milano non può giocare al meglio perché Porro, il fortissimo, giovanissimo palleggiatore, è infortunato, non sappiamo se giocherà ancora questa settimana oppure rimarrà ancora in panchina e quindi ancora trova difficoltà, possibilità quindi per Cisterna di fare questo colpaccio. Che a noi non conviene. Fanno l'anticipo che sarà in diretta Rai Sport, quindi se volete vederla alle 18 potete vedere questa bellissima partita che ci interessa da vicino perché sono due dirette avversari della Farm Italia. Ma secondo me Milano si riprende. Sì, Milano si riprende e vince a Cisterna? No, non in questo frangente, ma voglio dire alla lunga, nel lungo cammino, Vabbè, secondo però, me. io dico, l'importante, in questo caso... Va bene, come dici tu. No, a noi serve che vinca già subito. Il capo sei tu. No, che non vinca più avanti, che vinca già subito con Cisterna. Va bene. Speriamo che non ci sentano a Latina, che dice questa qui porta un po' sfiga. Dopodiché invece andiamo a domenica, partiamo subito con la Saturnia. La Saturna ha una trasferta proibitiva perché va a giocare A Piacenza. a Piacenza, esatto. Ti ho visto perché tu secondo me hai troppi fogli. Troppi, in effetti qua c'è un tavolo pieno di fogli. Dovresti fare numero Ragazzi, 1, numero 2 e poi buttarli indietro, li appallottoli e li butti. L'esperienza si fa. Meno male che ci sono io. Esatto, questo sempre per tutte le cose. Quindi. No, dovremmo spiegare a Aurora che noi giocavamo insieme. Lei era il palleggiatore e io ero l'opposto. Che coppia vincente. La coppia. Quindi Piacenza che in testa tranquillamente ha vinto 2 volte 3-0, quindi penso che la Farm Italia dovrà sfruttare questo turno non certo per tentare il risultato, che comunque un pensierino ci si fa sempre, non si sa mai, ma per fare esperienze, come diceva Aurora, è la partita, tanto noi non abbiamo niente da perdere, Esatto. la sfruttano come allenamento esatto. e vanno avanti. Poi abbiamo un altro spareggio di quelli della zona bassa della classifica con Taranto che ospita Padova, anche qui sono tutte e due, hanno solo un po'. Certo, questa è un'altra bella partita che ci interessa. Modena ospita Monza. Monza ancora non si è espressa al meglio. Modena ha fatto questi 2-3-2 combattendo, però in casa ha un'arma in più perché nel tempio della pallavolo che è il Palapanini sempre stracolmo di gente, possibilmente il risultato può anche andare dalla sua parte. Anche domenica avremo una diretta Rai Sport che è Civitanova Perugia, cioè si ripresenta subito la finale della Supercoppa. No, ma anche il calendario, insomma, quindi, alla terza di campionato già campionato ci sarà questa battaglia. Quindi una vendetta. Sì, potrebbe esserci la vendetta. Vi consiglio di guardarla alle 18:30 domani. Giusto? Sì, domani. E poi chiude Verona-Trentino, sono tutte e due a 4 punti. Vediamo chi la spunterà. Credo di aver detto praticamente troppi fogli. Io troppi fogli. No, vabbè, ma la prossima volta dobbiamo ma parlare. No, infatti io stavo al solito. Chiedo la parola umilmente, non è niente. Quando cominci a parlare è difficilissimo. Io non parlo mai, però quando arrivo qua parlo. Dobbiamo parlare, ovviamente, parlando del vertice, non dobbiamo dimenticare la base, perché se ci può essere un vertice è perché ci sono delle società che si occupano prevalentemente o quasi totalmente di settore giovanile. Una di queste è la scuola di pallavolo della Rumi di Giovanni Barbagallo, che questa settimana, mi sembra, o l'altra, ha festeggiato i 101 come la carica dei 101, perché hanno fatto 101 iscrizioni di bimbi dai 5 anni in su. Loro proprio trattano la pallavolo dai 5 anni fino alle under. Nell'Under 12, che è stato istituito credo da 2-3 anni, sono sempre andati in finale nazionale e la prossima settimana ospiteremo uno dei responsabili, Salvo Guzzetta, appunto per spiegarci come funziona questa struttura piramidale oramai assolutamente consolidata della Rumi, di tutta l'attività che loro fanno in parecchie scuole catanesi, dove riescono a coinvolgere veramente per l'avviamento allo sport. Poi
ovvio che c'è lo sbocco agonistico, ma alla base c'è questo grande lavoro. Un'altra società che si occupa di settore giovanile, pur avendo l'anno scorso giocato in B1 è la Pallavolo Zafferana, che ha deciso di ricominciare o di continuare il percorso con i bimbi. Anche lì a Zafferana c'è un grosso centro, credo che siano al 32esimo anno di attività, e anche loro si occupano della pallavolo dai bimbi dai 5 anni in su, dell'S3, dei CAS, insomma di tutto quello, tra l'altro in un territorio insomma abbastanza, non dico problematico, però essendo Zafferana, certo, diciamo che raccoglie un po' Zafferana, Giarre, e anche loro saranno presto ospiti della nostra trasmissione, quindi è importantissimo seguire queste società, e non solo ovviamente il Catania Volley della B1 che abbiamo qui, Aurora, la Team Volley, la Saturnia, perché se esiste un vertice, perché chiaramente c'è qualcuno che si lavora occupa alla base, lavora diciamo un po' nell'ombra, ma noi per questo vogliamo dare ovviamente spazio sia alla scuola di pallavolo della Rumi che alla pallavolo Zafferana. Ora, se già anche stavolta tu ti lamenti e dici che hai parlato poco, io non lo so. No, vabbè, ora noi li monitoriamo i minuti e li controlliamo. Un conto, la prossima volta faremo appunto questo conto di quanto tempo hai parlato. Allora io saluto, così ti passo la parola. Un saluto anche a Aurora, che ringraziamo e facciamo i complimenti. Grazie mille. Veramente una ragazza sicuramente in gamba, e ci diamo appuntamento oggi pomeriggio. Noi Vi aspettiamo. saremo sui nostri amati spalti di piazza. Scomodissimi, però ci saremo. Sì. Veramente si sta malissimo, seduti là, fate 3-0 anche oggi, presto. Speriamo. Non si dicono queste cose. No. Mia sorella non ha imparato niente in 40 anni di Dire che pallavolo. io sono scaramantica da morire, quindi in effetti non Va dovrei bene, lanciarmi. siamo ai saluti. Siamo ai saluti, quindi ci vediamo oggi al Palabramo tutti quanti, quelli che hanno visto questa puntata. Facciamo un in bocca al lupo anche alla Farmitania Saturnia. Ci vediamo noi sabato prossimo. Grazie Ciao. a tutti. Ciao. Ciao ciao. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana, Teams Volley Catania, Scuola di pallavolo Rumi a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900.